Ciao ragazzi! Quando arriva la primavera inizia anche la raccolta delle fragole, che è uno dei momenti più colorati della vita agricola qui a sud della città, qui a sud di Verona, che è una zona tipica di produzione. Però al di là della bellezza e del fascino di questo frutto e anche della fatica che occorre fare per raccoglierlo ovviamente, esistono degli aspetti che non molti conoscono, legati alla scelta che devono fare gli agricoltori quando si tratta di piantare. Non è sempre detto che piantare una varietà implichi successo, ricavi e quindi prosperità per l'azienda. Diventa una scelta strategica. Graziano Poli è un fragolicoltore di lungo corso e lui ha fatto una scelta ben precisa, visto che parliamo di varietà. Quali sono queste? Questa è una varietà, si chiama Tetis, è una varietà molto vecchia, diciamo di annata, no? Una varietà che ha più di 20 anni, 30, una varietà anche un po' difficile da fare, effettivamente è stata abbandonata dai produttori. È una varietà facilmente reperibile? No, questa no, perché non esiste più. Teoricamente me la creano apposta, cioè mi fanno un vivaio appositamente, un vivaista dalle Ravennate, appositamente per crearmi una fragola per me, perché non esiste più, è andata fuori dai libri della fragola, è questa qua. Ma perché è così difficile da coltivare? Difficile perché ci vogliono delle attenzioni particolari, l'umidità, il vento, l'aria, cioè è delicatina, ma se riesce bene ragazzi è la fine del mondo. Non che ne una delle forme, non che ne una dei micidiali. Guarda, sono fragole, guarda. Sai che è una bella resa, quello che vuol dirmi. So che le riesca bene però, Cioè metto più, guarda fragola. E la scalarità, matura, fiore e ancora centrale che viene su nuovo, centrali che vengono su nuovi, che produrrà fra 20 giorni, ancora centrali che vengono su, qua in mezzo, le vedi, ecco qua i fiori che vengono su, cioè perché è una rifiorente questa anche, produce per 2 mesi questa varietà. Un tipo di coltura così che richiede tanta attenzione, richiede anche dei costi, dei tempi diversi. Quindi ci vuole anche del coraggio sceglierla. Sì, ma devi essere sicuro del fatto tuo, Caratteristiche? Questa qua è una fragola dura, buona da mangiare, ha della tenuta, concentra un po' il prodotto per una varietà che possiamo andare in giro per il mondo ed è molto buona perché il grado Brix è molto alto di questa varietà. Quindi sono stati questi i motivi che hanno orientato la tua scelta? Sì, una capacità tecnica di riuscire a farla, perché bisogna anche avere anche un po' la passione per creare una fragola che non ti crei problemi, ed è una verità dove tu puoi presentarti sui mercati con un prodotto di alta qualità, secondo me. Ma è vero che scegliere una varietà o un'altra può veramente cambiare le sorti del mercato o comunque dell'andamento in generale della fragola? Sì, secondo me sì, perché se vogliamo fare una critica sulla fragola veronese è che non abbiamo ancora preso una varietà un po' particolare, unica da riuscire a imporsi sul mercato. Abbiamo più varietà e più come so dire, aspetti diversi di ragionare, un po' per le cooperative, un po' per il privato, un po' per i vivaisti, e sicché non siamo così rappresentativamente capaci di imporsi sui mercati. Non c'è un prodotto che vi identifica chiaramente. Ecco, non ci identifica effettivamente. Il che è un peccato, perché dovete pensare che 50 anni fa in questa zona le fragole praticamente non esistevano. Ed è stato grazie a famiglie come quella di Graziano e di tanti altri che piano piano si è cominciato a credere in questa coltura intensiva, a piantarle e a fare oggi di San Giovanni Lupatoto, Raldon, Vallese, Zevio, Buttapietra una vera e propria capitale della fragolicoltura italiana. Sì. Con quali prospettive secondo te, visto che tu sei un produttore? Ma allora la chiamavano l'oro rosso, diciamo, della zona, ed era molto quotata. In questo momento viviamo un momento molto particolare, secondo me, anche di trovare una identità nostra del prodotto, per le varie difficoltà, anche perché ci sono mercati emergenti che producono più o meno a prezzi più bassi e compagnia. Sicché se noi non alzeremo l'asticella della qualità, dell'identificazione di un prodotto valido in cui ce lo cercano, ho paura che la fragola a Verona diventa molto difficile produrla ancora. Nel caso, come consumatori, una cosa che diciamo spesso: mangiate prodotti italiani, specie quelli agricoli, specie le fragole, no? Fragola è un prodotto buonissimo, nel momento è uno dei primi prodotti dell'annata, cioè indipendentemente, è vero, è bello, rosso, è buono la fragola, si fa in 1000 maniere la fragola.
Beh, allora cominciamo subito a fare con loro. Sentito? Sì, beh, ma tutta mattina te mai fragola, capivo che è buona, ma tutta mattina me mai tutte ti Stefano. Insomma, te capi proprio da dirlo, era sì. Sì, no, va bene, dai, mai te la do, dai, te la do, non è mia, ma insomma, ho capito, è buona, te capivo che è buona, ti mai tutte. Io celebro l'identità, va bene? Certo, Ecco. va bene. Ciao ragazzi. Ciao a voi. Buona fragola veronese, ciao.